Buone notizie per la sanità agrigentina, infatti il pubblicato il report regionale per la valutazione delle performance del sistema sanitario in Sicilia. I risultati hanno premiato le 4 aree di intervento presso l'ASP di Agrigento. Il focus sulle performance del sistema sanitario siciliano, condotto ciclicamente dal Dipartimento regionale per le attività sanitarie e l'Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale alla salute, fa emergere risultati di prestigio per diverse azioni assistenziali condotte dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con la pubblicazione dettagliata degli indicatori di valutazione globale, il primo report ufficiale del 2020 contenente risultati definitivi per l'anno 2019 evidenzia che le 4 aree di intervento monitorate dal controllo di gestione aziendale oggetto di valutazione regionale sugli obiettivi raggiunti dalle direzioni generali presentano risultati di assoluta eccellenza, tali da collocare le unità operative di riferimento ai vertici delle graduatorie regionali. In area cardiologica il dettaglio di efficienza e produttività riguarda l'esecuzione entro 48 ore dell'intervento di proporzione di stemi, infarto miocardico sopra il svellamento del tratto ST, colangioplastica coronarica percutanea transluminale e il notevole volume di casi trattati. La tempestività dell'intervento è valutata anche in area ortopedica e i risultati di rilievo nell'Agrigentino hanno uno specifico riguardo al trattamento operatorio della frattura del collo del femore nel paziente anziano, con operazione eseguita entro le 24 ore dall'ingresso in ospedale. La misurazione della degenza operatoria post-intervento inferiore a 3 giorni premia infine l'area ostetrico-ginecologica e quella chirurgica per la rapidità della dimissione rispettivamente dopo il parto con taglio cesareo e la colocistectomia lapoparoscopica. I risultati lusinghieri ottenuti in aree di assistenza sanitaria considerate di particolare rilevanza del Piano Nazionale degli Esiti per il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, dottor Mario Zappia, da poco insediatosi, oltre a rendere atto del buon operato condotto, fanno da sprone a ulteriori azioni che la direzione intende porre in essere al fine di migliorare costantemente gli standard qualitativi e quantitativi delle cure nella nostra provincia.